Ciao a tutti cari miei, rieccomi qui per il secondo appuntamento con il commentare le canzoni di Michele Giovagnoli, che oggi ha fatto uscire la sua appunto seconda canzone, Il vuoto che torna a battere, sempre in 432 Hz, che è una frequenza appunto particolare, ma che ora non sto qua a rispiegarvi. Tra l'altro troverete maggiori informazioni su internet. Quindi io non l'ho ancora ascoltata e l'ascolterò adesso in anteprima con voi a commentarla insieme. Vedete qui nella home page me la mette già tra le principali, 7 ore fa. E devo dire innanzitutto sonorità molto particolare, non me l'aspettavo proprio un tipo di suono così diversificato rispetto alla prima canzone. Sembra quasi tornare su qualche sonorità dance anni 90 e primi 2000. Questo presumo sia Michele che si filma mentre va a Varese. Ciao Michele. Avanti, vado avanti. Inesorabile bellezza, inevitabile stagione. Futuro che prosegue nel passato, attente di pioggia, rovente di Intanto ho passione, alzato il volume al massimo. eterno antagonista di me stesso, vivo nell'essere mutante. Avanti, vado avanti. Bel bosco. Reazione, incanto e resa, crepa e coagulo, per essere ogni volta l'alfa e l'omega, il punto che tiene per mano, il luogo in cui tutto termina e il vuoto che ritorna a battere. Allora, intanto c'è un minuto esatto noto di parole, dal minuto 1.04 a 2.04, 2.02, ok, quando ritorna alla scena della macchina. Andiamo ad ascoltare un po' le parole, appunto, Avanti, vado avanti. no, avanti, vado avanti, come appunto, adesso ascoltando ho fatto caso che effettivamente dice vado avanti, sembrava un po' appunto la metafora lì dell'auto che procede in autostrada. Inesorabile bellezza, inevitabile stagione, futuro che prosegue nel passato, Futuro che prosegue nel passato. di nome presente. Avanti vado, battente di pioggia, rovente di passione, eterno antagonista di me stesso. Eterno antagonista di me stesso, appunto che, come dire, che non bisogna mai accontentarsi, ma sempre rinnovarsi, ricostruirsi, diciamo, migliorarsi sempre, non accontentarsi mai, che è appunto un po' uno dei mantra di Michele nelle sue un po' lezioni di alchimia e dirette che fa, che seguo sempre. Vivo nell'essere mutante. Avanti, vado avanti. Ordine e reazione, incanto e resa, crepa e coagulo, per essere ogni volta l'alfa e Sì, l'omega, qui una fila di termini che si contrappongono per mano l'uno all'altro. tutto termina e il vuoto che ritorna a battere. Ok, fermiamo qui l'analisi video. Andiamo ad ascoltare la seconda parte. Questa ragazzi la prendo come l'andare sempre avanti, superare tutte le difficoltà rappresentate dalle altre macchine
ovviamente mia modesta opinione e parere, imperterriti. Un leggero fruscio in sottofondo e la canzone finisce qui. Comunque avete visto, la canzone dura 3 minuti e 32 e contiene 1 minuto circa di frase parlata, qui Michele parla e il primo minuto mostra appunto un'autostrada, da andare avanti per l'autostrada con una bella musica stile dance e poi dal minuto 1.04 fino al minuto 2.02 circa, è secondo più secondo meno, qui lui spiega queste cose che abbiamo appunto provato ad analizzare con le mie sensazioni, diciamo. E poi dal minuto 2.02 circa al minuto 3.32 un'altra parte di autostrada, così con gli ultimi 20-25 secondi in cui sembra di sentire tipo un fruscio in sottofondo con la schermata diventa nera. Quindi Michele, questa seconda canzone sicuramente sarà meno magari allegra, spensierata rispetto alla prima, Belli come il sole, stupenda al 100% quella. Questa qua è già un po' più riflessiva, sicuramente in una tonalità più seriosa, diciamo, però adesso me la riascolterò tipo a ripetizione. Ci sentiamo nelle dirette che farai i prossimi giorni. Ciao Michele, un bacio intanto.